Emergono da sotto la sabbia una sessantina di tartarughine, il secondo nido della spiaggia di Pisciotto a Licata, a pochi metri da un altro nido le cui uova si erano schiuse nei giorni scorsi, rilasciando più di 50 tartarughine, proprio lì davanti agli occhi dei volontari del progetto Tartarughe del WWF, insieme a tanti volontari che dalla gioia si sono messi anche a piangere. Adesso si attende che escano la sottosabbia fratellini e le sorelline tartarughine. Per questo ci si dà i turni per aiutare i nascituri nel breve tratto di spiaggia che dal mondo sotterraneo li porta al mare, dove vivranno, cresceranno e ritorneranno di nuovo lì, da adulti, nello stesso posto dove sono nate, per affidare al destino la loro nidiata. Intanto a Memphis è stata portata a termine l'operazione di monitoraggio del nido di Contrada Capperina, che ha visto la nascita di sole 5 tartarughine. Da oggi ci saranno anche queste piccole menfitane a nutrire la speranza di vita per questi esseri che ispirano tanta tenerezza, ma sono tenaci come i volontari del WWF che rinnovano ogni anno il gioioso rito della nascita, testimoni di un mondo che si dibatte tra mille difficoltà per affermare la propria vitalità. A comunicarlo in una nota stampa è Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea.